oggi prepariamo l'orecchietta a cime di rapa. Buoni, 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 buoni. Questa idea mi è venuta a me. Siccome glielo dicevo sempre alle persone che sono buone, adesso li faccio e glieli insegno. Giusto? Questa non è una ricetta siciliana, viene dalla Puglia. Sì, questo è vero, ma pure in Sicilia li In fanno. Sicilia pure siamo, in Sicilia pure è la stessa cosa, perché siamo nell'Italia meridionale e i cibi quasi quasi si ripetono. E soprattutto queste spezie molto delicate e molto appetitose. Forza, cominciamo a preparare! Allora gli ingredienti sono i semi di rapa che abbiamo sbollentato, i pomodorini, l'acciuga e la cipolla e gli orecchietti. Maria, l'aglio tu scordasti? Sì, scusate, ora c'è un tempo. Giusto? Abbiamo lavato i pomodorini e adesso li tagliamo. Adesso prepariamo il soffritto. Abbiamo messo nella padella l'olio, adesso aggiungiamo la cipolla assieme all'aglio. Stare attento a non farla bruciare, deve essere dorata. E adesso mettiamo le acciughe salate. E adesso mettiamo i pomodorini. E adesso mettiamo l'acqua bollente. Aspetta Maria che ti aiuto io. Adesso che il pomodorino è a punto giusto, aggiungiamo le cime di rape. Celestina, gli hai messo il sale? Sì, ora ce lo metto un goccino. Salate, però non mettetene assai perché ci sono le acciughe salate. Che profumo! Che odore! Ora ci sto mettendo il sale. E adesso mettiamo le orecchiette. Aspetta, vedi che la pignata tagliata non voglio mai. Buoni, buoni sono le orecchiette, scusate. E adesso mettiamo il sugo nelle orecchiette. Come sono buone ste orecchiette. Impiattiamo e le assaggiamo.
preferisce si può mettere pure un pochino una spolverata di formaggio. Io sono l'assaggiatrice ufficiale e ora vi dico com'è. Buonissimo. Fatele anche voi a casa e poi ci fate sapere come sono. Seguiteci perché ho un'altra ricetta in mente. Alla prossima. Alla prossima.